Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Benvenuti, ben ritrovati al terzo appuntamento dei venerdì del terzo settore modalità webinar. Come già sapete, gli appuntamenti sono 4, il quarto sarà il prossimo venerdì 10 luglio. Diamo il benvenuto, non lo vedo ancora in video, ma tra poco apparirà, all'avvocato professore Marco Chan, ordinario di diritto commerciale dell'Università di Padova, che oggi farà la sua relazione, che ha per titolo La responsabilità sociale dell'impresa e la società benefit. Vediamo se riusciamo a vedere il professore, so che è già collegato con noi. Mentre prepariamo il collegamento, io volevo portare i saluti da parte del Comitato Scientifico dei Venerdì del Terzo Settore e porgere un ringraziamento al Comitato Scientifico, che naturalmente fa parte del Dipartimento di diritto privato dell'Università di Padova. Eccolo qui, buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Dicevo il saluto del Comitato Scientifico, ma anche un ringraziamento come sempre, come di consueto, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che è partner in questa iniziativa organizzata appunto dal Dipartimento di diritto privato. Prima di dare la parola al professore, vi ricordo che si possono fare delle domande rigorosamente scritte nella chat Q&A che trovate nel vostro schermo Zoom. Il professore poi risponderà a quante più domande possibile. E volevo anche ricordare che, anche rispondendo alle domande che già stanno arrivando sulla nostra chat, che i materiali sono a disposizione tra qualche giorno sul sito dei Venerdì del Terzo Settore, www.venerditerzosettore.org, mentre per quanto riguarda il video della relazione sarà disponibile tra circa una settimana sul canale YouTube della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per permettere insomma i tempi tecnici di lavorazione e di post produzione. Credo sia tutto, i partecipanti sono molti, lascio la parola subito al professor Chan. Prego professore. Non si sente l'audio. Chiedo scusa, mi ero mutato mentre lei parlava. Perfetto. E mi ero dimenticato di smutarmi. Nessun problema, prego. Buongiorno a tutti, Dicevo, ci troviamo in questa forma un po' particolare a cui in realtà ci siamo ormai abituati da alcuni mesi a questa parte, che presenta i suoi vantaggi, però anche le sue scomodità. E in ogni caso cerchiamo di dialogare anche in questa forma, come si sarebbe potuto e dovuto fare se ci fossimo potuti ritrovare tutti insieme, come era da programma originario, in aula per questo incontro. Sarà un po' più breve rispetto a quanto era stato preventivato, e per questa ragione io ho ritenuto opportuno concentrare la nostra attenzione su due profili strettamente collegati fra loro, e tra l'altro devo dire la riflessione sui quali è stata, direi, sollecitata anche dalle vicende emergenziali che hanno attraversato il nostro paese e stanno attraversando l'intero pianeta proprio in questi mesi. Muoveremo da alcune considerazioni relative alla cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa, per poi soffermarci su quella figura un po' particolare di nuovo conio, per la verità ormai ha qualche anno, ma insomma possiamo ancora dire di nuova introduzione all'interno del nostro ordinamento, e cioè la società benefit. Perché il focus sulla società benefit partendo dalla responsabilità sociale dell'impresa? Perché uno dei grandi temi che in qualche modo attraversano in generale il nostro momento storico, questo periodo storico di riflessione, ripensamento, riconsiderazione, se volete, dei pilastri del nostro sistema economico,
Sollecitati, come dicevo, questo ripensamento, questa riconsiderazione anche dalle vicende degli ultimi mesi, è rappresentato dalle modalità comportamentali, per il momento rimaniamo generici, dell'impresa. Il nostro sistema economico, come tutti quelli del mondo occidentale, come sapete, si basano sull'economia di mercato, su un sistema di economia di mercato, quindi sui principi della competizione tra imprese e sul principio del perseguimento di scopi di profitto da parte dell'impresa. Bene, non c'è dubbio che nell'ultimo torno di tempo, e qui non mi riferisco agli ultimi mesi, ma mi riferisco, diciamo, quantomeno all'ultimo decennio, è cresciuta la sensibilità da parte degli operatori economici, da parte della comunità sociale, da parte della pubblica opinione in generale, è cresciuta la sensibilità verso i temi del rispetto dell'ambiente, del rispetto delle relazioni e di una certa correttezza nelle dinamiche comportamentali che l'impresa instaura con tutte le altre parti con cui ha a che fare, nei rapporti di lavoro, nei rapporti con la clientela, nei rapporti con la comunità sociale, con il territorio nel quale la sua attività si radica. Di qui l'emergere di questo tema che sarà oggetto di questa prima parte del mio intervento sulla responsabilità sociale delle imprese, e di qui l'emergere anche di modelli organizzativi peculiari, nuovi, quali appunto quello della società benefit. Il mondo del terzo settore è, se volete, la sensibilità che emerge nel mondo del terzo settore è quella sensibilità che dovrebbe fare da trade union, in qualche modo, tra la concezione dell'economia di mercato, dell'azione imprenditoriale come un'azione speculativa diretta alla massimizzazione del profitto, e l'attenzione a istanze di tipo diverso, di tutela dell'ambiente, di tutela del territorio, di equilibrio, di bilanciamento, di distribuzione della ricchezza, di tutela dei lavoratori, di responsabilità nei confronti della propria clientela e via dicendo. E queste considerazioni partono, va da sé, da riflessioni di carattere economico, ma hanno delle immediate ricadute giuridiche. E sarà di queste che andremo a parlare, perché ne vengono coinvolte in particolare le tematiche relative ai doveri degli amministratori, alle responsabilità degli amministratori di società. Il tema, come sappiamo, dell'amministrazione di società, dei doveri e della responsabilità degli amministratori è uno dei temi cruciali di questi tempi, e non c'è dubbio che dunque le tematiche della responsabilità sociale dell'impresa e di queste nuove figure societarie che vengono emergendo risultino particolarmente interessanti dal punto di vista delle ricadute applicative. Non ho slide, lo dirò subito, per quanto riguarda questa prima parte, queste considerazioni di carattere generale sulla responsabilità sociale dell'impresa, e quindi lascio invece ad un secondo momento, quando ci occuperemo di società benefit, la condivisione dello schermo. Spero che non mi sia stata preclusa, però qui vedo di no, quindi dovrei poterla fare, con la proiezione delle slide sulle società benefit. Dunque, cosa si intende per responsabilità sociale dell'impresa? Il tema, come sapete, è un tema che nasce, se volete, nel mondo anglosassone, e poi però si diffonde rapidamente e con
intensità anche nel nostro paese. La produzione scientifica anche in ambito giuridico sulla responsabilità sociale dell'impresa è ormai molto molto intensa. Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quella attenzione che si auspicherebbe l'impresa avesse per le aspettative di diverso tenore, di diversa importanza, di diverso contenuto, proprie di tutti quegli interlocutori diversi dai soci. Quella attenzione, cioè alle aspettative dei cosiddetti stakeholders, aspettative che allora sarebbero da coniugare con l'obiettivo di massimizzazione del profitto, cioè da coniugare con l'obiettivo degli shareholders. Questa è, in termini generici, la responsabilità sociale dell'impresa. Attenzione alle condizioni di lavoro, attenzione alla realizzazione personale, alla serenità dei propri dipendenti, attenzione all'ambiente, alla tutela ambientale, attenzione alle dinamiche che l'impresa instaura all'interno del territorio in cui opera, attenzione alla soddisfazione della propria clientela, dei destinatari finali dei propri prodotti, dei propri servizi, attenzione, sensibilità ai profili etico-morali, se vogliamo, della propria attività. Naturalmente, quando si parla di responsabilità sociale dell'impresa, ci si intende riferire ad una sensibilità, ad un'attenzione che trascenda il rispetto del dato normativo. È chiaro che l'impresa deve adempiere a tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo del lavoro. Questo nessuno lo mette in discussione e l'adempimento di questi obblighi non ha nulla a che vedere con la responsabilità sociale dell'impresa. È chiaro che l'impresa deve rispettare le leggi sulla tutela dell'ambiente, sui limiti alle emissioni di gas nocivi e via dicendo. Nuovamente, qui non si tratta di responsabilità sociale dell'impresa. Responsabilità sociale dell'impresa vorrebbe dire tu, impresa, fai di più. Hai un gradino, hai una soglia di attenzione alle aspettative dei tuoi stakeholders superiore rispetto a quella basica che ti è richiesta dalla legge. La legge ti impone di osservare determinati parametri di sicurezza sul luogo di lavoro. Ma tu impresa sei attenta anche alla possibilità che i tuoi dipendenti abbiano all'interno della sede dell'impresa una struttura di accoglienza dei bambini più piccoli per favorire la serenità delle giovani madri, dei giovani padri nel luogo di lavoro. Tu, impresa, non solo rispetti le norme di legge sulla tutela dell'ambiente, ma introduci dei presidi che ulteriormente favoriscono la protezione dell'ambiente. Ad esempio, non fai uso di energie inquinanti, ma fai uso esclusivamente di energie rinnovabili, nonostante non ti sia imposto dalla legge. Questo è il concetto di responsabilità sociale dell'impresa. Se ne fa un gran parlare, indubbiamente se ne fa un gran parlare. E se ne fa un gran parlare, ma quali sono le implicazioni sul piano giuridico? Ora, mi spiace, lo vedrete un po' nel corso di tutto
questi istituti. Lo anticipo subito. Io sono convinto che si tratti di formule buone per riempire articoli di giornale, articoli di scientifici, buoni, se volete, per consentire alle imprese di farsi un po' di propaganda, ma nella sostanza poco rilevanti, se non per nulla rilevanti. Qualcuno addirittura ha detto sono una sorta di strumento per sviare l'attenzione. Nel senso, non sono l'unico pessimista scettico su questi strumenti. Bene, cosa significa responsabilità sociale dell'impresa? Caliamo questo tema sul piano dei doveri e delle responsabilità degli amministratori di una società che esercita un'impresa. Non significa di per sé nulla, nel senso che di per sé non esiste alcun dovere dell'imprenditore e quindi degli amministratori di un'impresa gestita in forma societaria di tenere conto delle istanze dei diversi stakeholders che trascendano i vincoli normativi. Quindi non c'è nessun obbligo da parte dell'imprenditore, degli amministratori di assicurare condizioni di lavoro più sane, più genuine rispetto a quanto è richiesto dalla legge. Non c'è nessun obbligo in nessun caso per l'imprenditore di introdurre dei presidi a tutela dell'ambiente per la limitazione delle emissioni superiori a quelle previste dalla legge. Nulla di tutto questo. Né specularmente si può profilare un diritto, un'aspettativa giuridicamente tutelata da parte degli stakeholders a che l'impresa soddisfi le loro aspettative. Neppure nel caso in cui l'impresa si faccia vanto di essere socialmente responsabile. Per questo dicevo, in molti casi può trattarsi di un semplice strumento di propaganda. Questo è emerso anche in alcuni studi di analisi economica, imprese facenti parte di grandi multinazionali che si presentavano sul mercato, in un determinato mercato, supponiamo dei paesi europei, in un momento in cui l'opinione pubblica era particolarmente sensibile a temi come lo sfruttamento del lavoro minorile, eccetera, affermando la propria integrità da questo punto di vista, quando magari altra società del gruppo costituita in altro paese, eccetera, era assai meno rispettosa di questi standard di cui l'impresa italiana, tedesca, francese o quel che è si pavoneggiava. Quindi sul piano dell'obbligo non c'è nulla assolutamente. Chiediamoci se c'è qualche spazio sul piano del potere. Possono gli amministratori di una società, può l'imprenditore, ma insomma qui evidentemente parliamo non tanto dell'impresa individuale, parliamo dell'impresa societaria. Allora la domanda diventa: possono gli amministratori di una impresa, di una società, coniugare nelle scelte strategiche che adottano lo scopo di profitto con l'attenzione alle aspettative degli stakeholders? Insomma, per tradurla in termini esemplificativi, se io vendo palloni da calcio, sono amministratore di una società che vende palloni da calcio, posso decidere di sostenere costi superiori rispetto a quelli che potrei sostenere se chiudessi entrambi gli occhi e facessi cucire i palloni da calcio sfruttando il lavoro minorile, a costo
di perdere una quota di mercato a costo di ridurre il margine di profitto nella vendita dei miei palloni da calcio? O in questo caso incorrerei in responsabilità nei confronti della società stessa e quindi degli azionisti che lamentassero una negligenza nella gestione? Posso io, amministratore, costruire un asilo nido all'interno della struttura aziendale per favorire il rientro al lavoro dei giovani genitori, anche se questo rappresenta un costo che riduce come tale per definizione il margine di profitto. Bene, su questo tema, intanto diciamo, questo è un tema, se volete, che, come vi dicevo prima, è stato sollecitato anche e in particolare da questi ultimi mesi. Pensate alle imprese che hanno ritenuto doveroso, ma per doveroso intendo il loro dovere sociale, riconvertire parzialmente l'attività per fronteggiare l'emergenza e fornire presidi medico-chirurgici. C'è stata, come sapete, anche una nota notissima impresa del territorio che ha fornito delle mascherine, che non produceva assolutamente mascherine, ha fornito mascherine, ma gli esempi potrebbero essere moltissimi. Può l'amministratore di una società decidere di devolvere una determinata somma di denaro della società per il sostegno delle attività dell'ospedale di Padova? Per far fronte all'emergenza, eccetera? Tutto questo è possibile? O c'è il rischio di incorrere poi nell'imputazione di una violazione dei doveri di corretta gestione? Domanda a cui ovviamente non è semplice rispondere, ma a cui credo che si debba dare risposta con lo stesso scetticismo che preannunciavo prima. Il nostro sistema giuridico è un sistema giuridico fondato sullo scopo di profitto. Mi soffermo in particolare sulle società lucrative, naturalmente. Sullo scopo di profitto. Quindi gli amministratori devono amministrare, devono adottare scelte strategiche e dar loro attuazione, avendo come stella polare il profitto. Questo sto dicendo non perché io condivida dal punto di vista dell'etica dell'economia un'affermazione di questo genere, ma perché questo è oggi, a mio giudizio, il nostro ordinamento. E non solo a mio giudizio, le letture che vengono tradizionalmente date in letteratura, ma anche nella prassi operativa sui doveri degli amministratori sono in questo senso. Naturalmente questo non significa che tutte queste iniziative siano illegittime. Riconvertire in parte l'attività o procrastinare la produzione dei suoi prodotti per produrre mascherine o non possa devolvere determinate somme di denaro in beneficenza o a sostegno delle attività di un determinato ospedale, eccetera, eccetera. Significa però che tutte queste iniziative che gli amministratori volessero adottare dovrebbero sempre essere inquadrabili in un'ottica di soddisfacimento dell'interesse, passatemi questa espressione, egoistico della società, quantomeno in un'ottica di medio e lungo periodo. La società che sponsorizza il restauro di un determinato sito archeologico, di un determinato monumento,
non compie un atto di liberalità. Lo spirito non è di liberalità. L'ottica che può muovere gli amministratori, l'unica che può muovere gli amministratori, è quella di garantire alla società un ritorno d'immagine. Chiaro che se io sponsorizzo il restauro del monumento, io ho un'uscita di denaro, senza un'immediata contropartita. Ma se io adotto questa decisione nella prospettiva di valorizzare l'immagine della società, quindi in un'ottica di incremento degli spazi di mercato della società e quindi della profittabilità dell'attività societaria, quantomeno in un'ottica di medio periodo, questo sì è possibile farlo. E naturalmente il principio della insindacabilità nel merito delle scelte gestorie assunte dagli amministratori mi protegge da successive contestazioni in merito alla effettiva marginalità dell'operazione adottata dal punto di vista economico. Allo stesso modo in cui io sono protetto da contestazioni ex post di questo genere se faccio pubblicità alla mia impresa. In qualche modo è un problema di pubblicità, di valorizzazione dell'immagine della società, di valorizzazione dei buoni rapporti nel territorio e via dicendo. Se io spendo 50.000 euro, 100.000 euro, 1 milione di euro per una campagna pubblicitaria in TV, io non lo faccio per spirito di liberalità nei confronti del gestore, dell'imprenditore televisivo. Sto dicendo una cosa evidentemente banale. Lo faccio perché mi attendo una crescita di mercato della società. Se spendo 1 milione di euro, mi attendo un margine di profitto, un incremento di profitto superiore al 1 milione di euro. In base al principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, la cosiddetta business judgment rule, certo non è contestabile ex post il successo o l'insuccesso dell'iniziativa promozionale pubblicitaria. Ecco, lo stesso tipo di logica, in questo periodo suona quasi volgare dirlo, ma lo stesso tipo di logica deve, nel contesto normativo attuale, deve muovere l'imprenditore che intenda valutare l'adozione di un'iniziativa di attenzione nei confronti degli stakeholders del territorio, dei lavoratori, dell'ambiente e via dicendo. Istituisco un asilo nido interno alla struttura aziendale. Spendo 1 milione di euro. Qual è il vantaggio di medio periodo, quantomeno, che otterrò da questa spesa? Lavoratori più motivati. Se avrò lavoratori più motivati o riuscirò ad attrarre dipendenti tecnici specializzati più capaci, perché le condizioni di lavoro invoglieranno, allora avrò un beneficio economico che giustifica la spesa. Produco 100.000 mascherine, spendo 100.000 euro, che vantaggio ho? E le dono alla Regione Veneto. Che vantaggio ne ho? Che sulla stampa quotidiana si diffonderà il nome della mia impresa, pubblicità, che nelle relazioni politiche ci sarà un'attenzione alla mia impresa, relazioni d'affari, miglioramento delle relazioni d'affari. Qual è il margine di profitto, quantomeno nel medio periodo, che mi attendo? Più di 100.000 euro. Bene, l'operazione mi conviene, la faccio, la posso fare. Ecco, ripeto, non vogliatemene se presento in termini così crudi, che perlomeno in questo periodo appaiono, ripeto, piuttosto crudi, ahimè, questo tipo di
riflessione, ma è il quadro normativo odierno che è crudo. Gli amministratori hanno il dovere di amministrare l'impresa nell'interesse della società, e l'interesse della società è un interesse economico egoistico di tipo speculativo. Gli amministratori dunque non possono far prevalere come tale un interesse diverso. Possono tenere conto di un interesse diverso solo in tanto e in quanto di tenerne conto sulla base di una valutazione prognostica possa determinare un ritorno economico, almeno in un'ottica di medio periodo, se non di lungo periodo, per l'interesse egoistico della società stessa. Per il che questa responsabilità sociale dell'impresa, di cui si fa un gran parlare, ma lascia il tempo che trova. O meglio, ha un senso solo nella misura in cui l'impresa e quindi gli amministratori avvertano la pressione della comunità in cui operano, dell'opinione pubblica. Se l'opinione pubblica, la clientela, eccetera, seleziona i prodotti, i servizi in base a certe categorie etico-sociali, allora l'impresa, per realizzare profitto, sarà indotta ad adottare determinati parametri etico-sociali. Ma fin tanto che l'opinione pubblica sarà indifferente, non solo l'impresa non ha nessun interesse, ma gli amministratori non hanno neppure il potere di adottare parametri etico-sociali confliggenti con l'interesse speculativo dei soci. Si fa un gran parlare, per esempio, delle grandi imprese, dei grandi colossi dell'e-commerce che stanno spostando il baricentro dell'economia mondiale, e si fa un gran parlare di acquisto responsabile. Noi dovremmo essere degli acquirenti responsabili. Sì, è vero, dovremmo esserlo noi. Non possiamo attenderci che siano gli amministratori del colosso dell'e-commerce a essere sensibili alle esigenze che permangano anche i piccoli negozi, le piccole botteghe, le realtà locali, eccetera. Dobbiamo essere noi responsabili. Comprare selezionando anche in base a quell'elemento. Lo siamo? Lo siamo davvero? Oppure compriamo attraverso l'e-commerce perché ci conviene, perché ci è più comodo, disinteressandoci noi per primi del fatto che questo ha delle ricadute sociali sulla distribuzione del lavoro, eccetera, fortissime. In questo quadro, e con questo concludo questa prima parte, in questo quadro lascia, a mio giudizio, si spiega, ma nuovamente lascia il tempo che trova, la recente scelta del legislatore in relazione alle informazioni non finanziarie che, come sapete, le società principali, in particolare le società quotate, devono oggi comunicare al pubblico. Il legislatore, con un intervento normativo di non molto tempo fa, ha per l'appunto previsto l'obbligo per le società di grandi dimensioni di fornire informazioni non finanziarie o di spiegare perché non vengono fornite proprio in relazione ai temi di cui abbiamo parlato, cioè al grado di attenzione che l'impresa ha nei confronti degli stakeholders. Senza imporre che l'impresa abbia un certo grado di attenzione, ma dicendo tu devi comunicarlo, devi comunicare se sei e quanto sei eticamente responsabile. La logica è esattamente quella che vi dicevo da ultimo. La logica è quella per cui
questo modo il mercato, dovrebbe il mercato fare selezione. Le imprese, si parla delle imprese di grandi, per non danneggiare la propria immagine, per non fare brutta figura. Vi dicevo che anche questa normativa mi lascia estremamente scettico e la giudico poco incisiva, da un lato perché queste informazioni non finanziarie spesso si traducono in slogan di assoluta banalità, generici e di nessuna consistenza, in cui l'impresa prepara un documento in cui si dichiara attenta, sensibile sotto ogni profilo, ma spendendo parole il più ampollose possibile, ma senza consistenza. Dall'altro lato mi lascia molto scettico perché, ripeto, dubito che ci sia almeno ad oggi, una effettiva sensibilità da parte del mercato, da parte dei finanziatori, da parte degli investitori, da parte dei clienti e via dicendo, nel selezionare i propri interlocutori, i soggetti finanziati, i soggetti su cui investire, i soggetti da cui acquistare prodotti o servizi, in base a queste informazioni non finanziarie. Per cui chiudo questa prima parte ribadendo appunto che come tale, in termini generali, credo che allo Stato questa responsabilità sociale dell'impresa voglia dire ben poco. Vorrebbe dire qualcosa di più, forse adesso vediamo se facciamo una pausa dopo questa mia introduzione oppure se intanto cominciamo. Vorrebbe dire qualcosa di più la responsabilità sociale dell'impresa quando la sensibilità a interessi di tipo collettivo venisse consacrata nello statuto della società. Ecco che entrano in gioco le società benefit. Le società benefit, come sapete, dopo le vedremo nelle slide che ho preparato, sono un istituto di recente coniazione nel nostro ordinamento. Anticipo subito, ma è cosa sicuramente ben nota a tutti, che non si tratta di un nuovo tipo societario, ma di una società di persone o di capitali, eccetera, che incorpora nel proprio statuto, accanto allo scopo di lucro, l'obiettivo di perseguimento di un beneficio comune. Attorno a questo beneficio comune da perseguire accanto allo scopo di lucro, il legislatore costruisce una disciplina un po' peculiare, che andremo a vedere perché il mondo società benefit in qualche modo va diffondendosi, anche se non mi sembra che almeno fino ad ora si possa dire che sta acquisendo spazi particolarmente significativi, ma è certamente un fenomeno, una realtà interessante che quindi va esaminata. Anche qui vedremo che qualche scetticismo sulle scelte legislative, come coniare questo modello organizzativo, si possono sollevare. Ecco, allora io adesso potrei cominciare a esibire le slide, vediamo se mi riesce. No, ho bisogno che l'host, se mi sente, abiliti la condivisione delle slide cortesemente, se no intanto comincio a parlarne, però voi non le vedete. Non so se l'host riesce a sentirmi, eccola, è muta. Adesso proviamo a risolvere il problema. Intanto io volevo approfittare di questo momento per ribadire che le domande si possono fare tranquillamente. Per il momento non ce ne sono, ma invito tutti a porre delle domande a questo punto che evaderemo nell'ultima parte, negli ultimi minuti della sua relazione.
Vediamo se riusciamo a vedere le sue slide. Provi, professore, a cliccare su share. Probabilmente No, una cosa... ancora no. Perché lei è panelist, quindi in quanto panelist, diciamo, ha l'abilitazione per mandare direttamente le sue slide con share screen. Però non mi riesce perché mi dice che l'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo dei partecipanti. Allora, Adesso, provi... aspetti. No, niente, stessa musica. Niente. Allora, io proverei a fare così. Provi a mandarmi le slide per mail Allora, e nel frattempo io la inviterei a cominciare nell'esposizione e noi vediamo di risolvere questa cosa. Vediamo se riusciamo a mandarle direttamente da... Intanto cominci pure e... Sì, aspetti un attimo che le sto mandando perché sennò... Ecco, guardi, gliele mando senza... Ecco, inviato. Grazie. Solo Allora, se non riesco io a condividerle, bisognerà che lei o chi per lei mi segua e che io dica mano a mano di passare da una slide all'altra. adesso proviamo a risolvere tutto quanto. Mi dia qualche minuto nel frattempo, cominci pure e vediamo di risolvere questa cosa. Benissimo, va bene. Allora, intanto me le apro anch'io, anche perché così in realtà faceva comodo che le avessimo sin da subito, perché nelle prime slide avevo riportato il testo normativo. Vi ricordo che faccio riferimento all'articolo unico della legge 208 del 2015 e precisamente ai commi, udite udite, 376 e seguenti dell'articolo unico di questa legge. Purtroppo questo è uno dei malcostumi del nostro legislatore contemporaneo, quello di fare leggi contenitori che sono peggio delle ceste di giocattoli dei bambini, cioè di tutto e nella più assoluta confusione. E la società benefit è finita per l'appunto nei commi 376 e seguenti. Anche per questo faceva comodo averli sotto mano. Vediamo se adesso riescono. Niente, io non riesco proprio, continuo a provare. Sapete cosa potrei fare? Aspettate un attimo. Provo a fare una cosa, mi perdonerete intanto un po'. Allora. Ma io non riesco neanche... Ah no, aspettate, non ho neanche... Allora, se io faccio così... No. Niente. È troppo complicato. Volevo provare a vedere se riuscivo a caricare, ma non vedo neppure la chat qui. Allora, professore, io sono riuscita a farla panelist e host, per cui adesso non dovrebbe aver problemi per manovrare le sue slide. Eccoci, ce l'ho fatta. Sì, giusto, bravissima. Perfetto. Ecco, le vedete? Le vedete tutti? Vediamo se riesco anche a metterli in modalità presentazione. Le vediamo, grazie professore. Ecco, perfetto, avevo provato a vedere se riuscivo a caricarli in chat, ma non mi era riuscito e quindi meglio così. Allora, ripeto, siccome sono questi commi un poco strani, allora per comodità li ho
li ho riportati qui. Allora, non ci mettiamo a leggerli naturalmente uno per uno, anche perché poi questa seconda parte della relazione è finalizzata a commentarli. Comunque, come vedete, cominciando a illustrarli, le società benefit sono società che hanno lo scopo di promuovere, no, scusate, che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambienti, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. Questa è la società benefit. Queste finalità di beneficio comune, che cosa sono? Andiamo al comma 378. Beneficio comune è il perseguimento nell'esercizio dell'attività di uno o più effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di stakeholders, persone, comunità, territori, ambiente, eccetera. Queste possono essere, vedete, anche lavoratori, clienti, fornitori, eccetera, eccetera. Insomma, tutte quelle categorie di soggetti, di entità che, come vi dicevo prima, sono inquadrabili all'interno di questa espressione di matrice anglosassone che è quella di stakeholders. Queste finalità, che devono coniugarsi con il perseguimento di uno scopo di lucro, devono essere, comma 377, specificamente indicate nell'oggetto sociale. E vedete, sempre comma 377, la gestione deve bilanciare il beneficio comune con l'interesse dei soci. Andiamo avanti. Comma 379, ma qui un po' si ripete, le società benefit devono indicare le finalità nell'oggetto sociale, le finalità di beneficio comune, le società diverse dalle benefit devono modificare lo statuto. Le società benefit, scusate, qualcuno ha alzato la mano. C'è qualche osservazione, ma io questo non lo posso vedere, quindi nuovamente qui eventualmente... qui dovete sentire il coordinatore, perché io non riesco... Facciamo alla fine, professore, facciamo tutto quanto alla fine, non la interrompiamo. Okay. Va bene, benissimo, benissimo. Ecco, interessante, lo diremo subito perché è interessante, la società benefit può introdurre, sono sempre al 379, può introdurre nella denominazione sociale le parole società benefit. Comma 380 ribadisce che la benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci col beneficio comune e ci dice che va anche individuato un soggetto responsabile del perseguimento della finalità del beneficio comune. Ci si dice, comma 381, importante, ma poi vedremo se lo è sul serio, che il mancato perseguimento del beneficio comune può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con le conseguenze previste dal codice civile per la violazione dei doveri di amministrazione. E poi ho saltato un po' di roba, ci si dice che la società benefit che non persegue, che si dichiara benefit, ma che in realtà non persegue le finalità di beneficio comune, è soggetta alle disposizioni in tema di pubblicità ingannevole, di codice del consumo, eccetera. Allora, cerchiamo un po' di inquadrare il fenomeno e di capire a che cosa serve e che risultati produce. Allora, andiamo avanti. Da dove nasce, brevemente, da dove nasce il fenomeno? Nasce in America. Nasce sulla base del maturare del convincimento da parte di alcune imprese della opportunità di, come dire, virare, di tenere la barra della gestione dell'impresa con attenzione
ha interessi diversi da quelli dei soci e nasce dall'idea che vi sia una parte quantomeno della comunità sociale sensibile a queste tematiche, per il che valga la pena proporsi, presentarsi sul mercato come benefit corporations, cioè come società appunto non alcune attuazioni già. C'è un primo esempio di cui potete trovare anche lo statuto, scusate, di cui potete trovare anche lo statuto online, che è quello di questa nativa SRL, e poi potete vedere nel sito che vi ho riportato qui anche l'elenco delle società benefit. Un fenomeno in crescita, vi dicevo, anche se cresce nelle realtà di piccole dimensioni, che sono quelle che non hanno un impatto significativo sulle dinamiche economiche e di produzione. Quindi è una crescita più in valori assoluti che in valori relativi, più di numerosità delle benefit che di effettivo impatto delle benefit sull'economia. Perché proporsi come società benefit? Per quale ragione un imprenditore, i soci di una società dovrebbero avere interesse a proporsi come società benefit? Non vi sono vantaggi sul piano societario del diritto dell'impresa di nessun tipo, sottrazione a norme sul diritto dell'impresa, sottrazione alle procedure, agevolazioni sul piano societario, no, niente, anzi, semmai c'è qualche costo in più, vedremo che bisogna ogni anno redigere una relazione annuale in cui si dichiara quanto benefit, quanto benefici si è stati. Non mi consta che vi siano vantaggi fiscali, e allora il vantaggio dov'è? Beneficio d'immagine. Prima di tutto, mi propongo come società benefit. Se mi propongo come società benefit, catturo l'interesse, l'attenzione di quella parte dei miei possibili interlocutori sensibili a queste tematiche. È un po' lo stesso tipo di logica che ha portato alla diffusione della produzione nel settore agricolo, della produzione biologica, no? Catturo un certo tipo di mercato. La mia impresa è più attrattiva e quindi magari attiro investimenti e mi porto anche un vantaggio competitivo, di quale portata è tutto da vedere, ma mi porto sul mercato un vantaggio competitivo. Questo è il beneficio dell'essere benefici. E poi lo vedremo, e questa è, lo anticipo, l'unica vera ricaduta sul piano delle regole del gioco. Vi sono probabilmente parametri diversi nella valutazione dell'operato degli amministratori, cioè gli amministratori di una benefit hanno maggiori spazi di manovra nel soddisfare le istanze degli stakeholders di quanti non ne abbiano gli amministratori del non benefit. Tutto qua. Questa è una slide povera, ma è povera perché questo è quello che il legislatore offre con queste benefit, nient'altro che questo. Vediamo in cosa consistono per capire operativamente come muoversi. Se noi vogliamo costituire una società benefit o dobbiamo come professionisti consigliare i nostri clienti, vediamo di cosa si tratta. Le norme sono quelle che abbiamo visto, non ce ne sono mica di più. Vi anticipavo innanzitutto che la benefit non rappresenta un nuovo tipo societario. Quindi si sceglie la società di persone, la SpA, la SRL, assoggettata alle stesse regole di ogni società ordinaria.
Nello statuto, se voglio essere benefit, devo, lo abbiamo letto prima, indicare il beneficio comune. Lo scopo di lucro non lo devo toccare. Attenzione, questa è una differenza rispetto alle imprese sociali. Nella disciplina delle imprese sociali, come tutti ricorderete, perché una società possa qualificarsi come impresa sociale deve escludere lo scopo di lucro o limitarlo entro determinate soglie, entro determinati parametri. Qui no, io non devo fissare dei limiti di distribuzione degli utili. Devo dire che oltre al scopo di lucro perseguirò anche una finalità di beneficio comune. Posso aggiungere, lo abbiamo detto prima, nella mia denominazione l'appellativo società benefit. Non è una menzione necessaria, ma la posso aggiungere in quanto ritenga che la menzione benefit possa avvantaggiarmi sul piano dell'immagine. Dunque, per essere benefit, unico prerequisito è la menzione nello statuto della finalità di perseguimento del beneficio comune. L'indicazione deve essere specifica, quindi non ci si può limitare a enunciare obiettivi generici, genericamente ideali. La pace nel mondo, per usare la classica frasetta, no, dei bambini, cosa vuoi per regalo di Natale? Voglio la pace nel mondo. Però quindi bisogna che ci sia una specificità, attenzione, non una specificità di singolo progetto. È sufficiente indicare, per esempio, le modalità di svolgimento dell'attività. Potreste vedere, sarebbe interessante che esaminaste lo statuto di Nativa, che se volete, secondo me, sconta anche una certa genericità, il benessere dei lavoratori, il benessere dei clienti, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista non c'è un canone preciso. Certi statuti, l'esperienza mostra come certi statuti in realtà si siano più spinti sul crinale del generico che dello specifico. Se vogliamo essere rigorosi, indichiamo le modalità di svolgimento dell'attività, per esempio condizioni lavorative, qui ho riportato alcuni esempi che consentono di coniugare impegni aziendali e familiari, ricorso alle energie rinnovabili, consultazioni degli utenti o di loro associazioni in relazione alle decisioni rilevanti. Insomma, qui naturalmente gli operatori economici, i soci, individueranno qual è il loro obiettivo e questo verrà declinato nello statuto. Quindi diciamo l'unica cosa, questo vale per il notaio, questo vale per il consulente, il dottore commercialista, l'avvocato che preparano la redazione dello statuto, unica attenzione alla clausola relativa all'oggetto sociale. Attenzione perché non è che se scrivete male la clausola vi portate dietro una società invalida o una clausola nulla. Non sarete, semmai alla peggio, non sarete una benefit. Se nello statuto è scritto che la società persegue l'obiettivo della pace nel mondo, non c'è nessun profilo di invalidità. Al più, se vi presentate sul mercato come società benefit, vi potrà essere contestato il fatto di essere una benefit corporation. Con conseguenze però, e qui cominciamo a aprire un fronte, solo sul piano del diritto della concorrenza dei consumatori, cioè il fatto di dichiararsi e non essere benefit non ha altre conseguenze che quello di poter subire una sanzione per pubblicità ingannevole, che di rischiare un'azione di concorrenza sleale per l'appunto, per pubblicità ingannevole, per diffusione di notizie non vere in relazione alla propria attività. No? Quindi concorrenza sleale e tutela dei consumatori, queste sono le conseguenze. Basta.
Così la benefit è fatta. Non c'è bisogno, le ripeto, di inserire nella denominazione la menzione benefit, non c'è bisogno, scusate, vado al terzo pallino, andiamo un po' in ordine perché lo abbiamo già detto, di clausole relative alla destinazione degli utili, non c'è bisogno di clausole relative alla struttura di governance, tutto come se fosse una normale società. Il secondo pallino l'ho segnalato perché una scheda elaborata dalla Camera di Commercio di Taranto, che avevo trovato a suo tempo online, suggerisce di introdurre nello statuto delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni per garantire il mantenimento delle finalità. Ma non c'è bisogno. L'importante è che la società persegua queste finalità. Non siamo come nelle società pubbliche in-house providing, rispetto alle quali la giurisprudenza, come sapete, richiede che nello statuto vi siano delle clausole che impediscano il trasferimento delle partecipazioni a soci privati. Qui no, non c'è bisogno di nulla. Quindi per fare una benefit basta lavorare, sono tornato alla slide precedente, sulla clausola relativa all'oggetto sociale, e anche senza particolare affanno, perché ripeto, non bisogna delineare un piano di business, un progetto, ma semplicemente individuare in modo non eccessivamente generico qual è il beneficio che vogliamo realizzare. Tutto qua. E quali sono le implicazioni dell'essere benefit? Ecco, e qui cominciamo a entrare un po' nel vivo del discorso. La società benefit, anche qui comincio. Vabbè, andiamo in ordine, sposta poco. Attua, ce lo dice la legge, strategie di impresa che contemperino l'interesse dei soci con il beneficio comune, affidando la responsabilità del perseguimento del beneficio comune di questo contemperamento ad un soggetto specificamente individuato. Può essere l'amministratore delegato, può essere un dirigente non appartenente all'organo amministrativo. Attenzione, nel rispetto delle regole societarie. Non andiamo a scardinare le regole societarie. Non ci sono limiti nella distribuzione degli utili. Tutti gli utili realizzati sono distribuibili. Questa è una differenza, ripeto, rispetto all'impresa sociale e rispetto evidentemente agli enti del primo libro del codice civile, le associazioni, eccetera. Nessun limite alla distribuzione degli utili. Se perseguendo il beneficio comune diventiamo ricchissimi perché la nostra immagine si valorizza straordinariamente e guadagniamo tantissimo, bene, tutto per noi, soci. Abbiamo un obbligo. Dobbiamo elaborare una relazione annuale che illustri il nostro stato di avanzamento nel perseguimento del beneficio comune in base a standard predisposti, standard valutativi da enti esterni. Qui vi ho proposto, come vedete, un sito dove potete andare a vedere, per esempio, un modello di parametri di cui si tiene conto. Ecco, io qui devo dire che senza farlo ora, perché il tempo a nostra disposizione non lo consente, però provate a vedervi su internet, lì si trova alcune di queste relazioni attuali. Ma io nel leggerle sono rimasto onestamente molto perplesso. E qui, vi ripeto, queste fra l'altro vanno pubblicate nel sito internet della società, se esistente, eccetera. La logica è quella di cui vi dicevo prima con riferimento alle informazioni non finanziarie che le società quotate devono per legge fornire. L'idea è presentati sul mercato, dichiara al mercato quel che effettivamente fai, perché il mercato poi ti selezionerà, ti valuterà positivamente o negativamente in base a quel che tu dichiari. Bene, con tutta sincerità, provate a guardarle queste relazioni. Io le ho trovate estremamente discorsive, descrittive, generiche, in gran parte autoreferenziali,
di nessuna concretezza. Io credo che anche l'impresa adesso, non voglio mostrarmi eccessivamente scettico o critico o censorio nei confronti di questi modelli che si vanno diffondendo, ma io sono convinto che anche un'impresa che adottasse strategie socialmente riprovevoli sarebbe in condizione di elaborare, senza neppure bisogno di dichiarare il falso, una buona relazione annuale di questo tenore. Adesso forse sto un po' esagerando, ma ripeto, voglio trasmettervi la mia personale, assolutamente soggettiva sensazione circa la scarsa consistenza di questi flussi informativi. I nostri dipendenti, i nostri clienti sono soddisfatti, insomma, sì, non sono dati misurabili, non sono dati misurabili, ecco, e quindi sono dati facilmente costruibili. Ripeto, scusatemi, sono scettico, però non posso nascondere questo scetticismo. Bene, e allora alla fine della fiera quali sono le ricadute di diritto societario? Le ricadute di diritto societario si possono probabilmente vedere se torniamo al discorso che abbiamo fatto precedentemente in relazione alla responsabilità sociale dell'impresa. Ricordate, abbiamo detto che tutti gli amministratori di qualunque impresa possono tenere conto degli interessi degli stakeholders, purché il tenere conto nell'adottare una certa strategia, una certa decisione dell'interesse dello stakeholders sia funzionale alla realizzazione di un interesse della società, quindi egoistico, quantomeno di medio periodo. Quindi nelle società non benefit non è vietato attuare strategie di impresa socialmente responsabili. E qui ho fatto un po' di esempi che abbiamo fatto anche già prima. Destinazione di risorse per iniziative benefiche o di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, investimenti infrastrutturali a favore del personale, investimenti in strumenti di attenzione al cliente, come uffici per la gestione dei reclami, eccetera, eccetera, eccetera. Scherziamo, certo, tutto si può fare. Tutto si può fare e queste scelte sono incensurabili in base al principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, a meno che, ripeto, non eccedano qualsiasi parametro di ragionevolezza. Se io gestisco una società di modeste dimensioni, una SRL con un capitale di 50.000 euro e un fatturato di relativamente modeste dimensioni, accendo un mutuo in banca, ammesso che me lo diano, di 10 milioni di euro per finanziare la ristrutturazione del Palazzo della Ragione qui di Padova, ecco, per quanto possa averne un beneficio d'immagine, quella operazione è un'operazione del tutto irragionevole rispetto alle dimensioni della mia impresa e quindi è censurabile perché certamente non porterà un beneficio neppure nel lungo termine alla società tale da giustificare dal punto di vista imprenditoriale, speculativo, quella iniziativa di sponsorizzazione. Ma al di là di questa ipotesi, nelle società non benefit tutto questo si può fare. E nelle benefit che cosa distingue allora una benefit? Una maggiore ampiezza nella discrezionalità degli amministratori. Nel senso che i loro atti non devono essere finalizzati comunque al perseguimento del profitto e anche operazioni, scusate qui leggo ma perché sono cose che abbiamo già detto, in sé non coerenti con la finalità lucrativa restano legittime. Insomma, se io sono una società non benefit, posso produrre mascherine interrompendo la mia attività. Se la produzione di mascherine presenta un possibile ritorno di immagine o
un miglior legame con il territorio, le istituzioni del territorio. Se io sono una benefit, posso spendere per produrre mascherine, se nell'oggetto sociale ho indicato come beneficio comune la salvaguardia della salute nel contesto territoriale dove opero, posso produrre mascherine a prescindere dal fatto di avere un ritorno sicuro per la società. Cioè non sarà a me amministratore contestabile l'operazione, quando anche non ragionevole dal punto di vista imprenditoriale rispetto all'interesse dei soci. Perché? Perché devo contemperare l'interesse dei soci, posso e devo contemperare l'interesse dei soci con il beneficio comune. Questo dunque distingue una benefit da una non benefit, maggiore ampiezza nella discrezionalità degli amministratori. E però, scusatemi, andiamo a guardarla dall'altro lato, perché fin qui stiamo ragionando di amministratori, ci stiamo dicendo che agli amministratori di una società converrebbe infilare nello statuto il beneficio comune perché così sono più liberi di muoversi. Ma visto che la nostra iniziativa si chiama Venerdì del Terzo Settore e se non sbaglio dovremmo occuparci di capire come l'ordinamento favorisce, promuove davvero l'attenzione agli interessi che emergono nel terzo settore. Bene, chiediamoci l'aspettativa dei portatori dell'interesse al beneficio comune. Come è tutelata? E qui la risposta è che non è tutelata, sostanzialmente. Vi dicevo che il comma 377 stabilisce che gli amministratori debbano bilanciare e contemperare l'interesse dei soci con il beneficio comune. Bene, questo che cosa significa? Che se gli amministratori si sbilanciano troppo a favore del beneficio comune, i soci possono imputare loro una violazione dei loro doveri. Se io sono una tipografia che con scopo di lucro stampa libri e sono anche benefit perché oltre a stampare libri curo il benessere del territorio. Se fermo la produzione di libri e mi metto a stampare mascherine, i soci possono contestare a me amministratore il fatto di non avere bilanciato il beneficio comune con il mio interesse, ma di avere direzionato l'attività tutta al perseguimento del beneficio comune con sacrificio dell'interesse dei soci. Quindi l'interesse dei soci è protetto da un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Il beneficio comune, l'interesse degli stakeholders è protetto? No, non è protetto. Non c'è una pretesa giuridicamente tutelata dei terzi portatori del beneficio comune o delle loro associazioni rappresentative a che la società persegua effettivamente il beneficio comune. Non c'è. Non c'è. Se la società benefit si presenta sul mercato dicendo che protegge l'ambiente e in realtà dell'ambiente se ne frega, gli abitanti del territorio che hanno a cura l'ambiente dove vivono non hanno azione nei confronti della società o degli amministratori, non ce l'hanno. Quali sarebbero le ricadute? Quelle che dicevo prima, sul piano del diritto della concorrenza e della tutela dei consumatori. Pubblicità ingannevole, mendacio, eccetera. Mi pare, francamente, una tutela piuttosto spuntata. Torniamo all'esempio di prima. Io vivo nel territorio dove ha sede una industria chimica benefit che dichiara di voler essere particolarmente sensibile alla salubrità del territorio e
in realtà si limita a rispettare i minimi di legge delle emissioni e per il resto butta fuori gas e fumi a gogo e si dichiara benefit. Io, come abitante nel territorio, non ho pretese, non ho azione nei confronti della società degli amministratori. Non sono un imprenditore concorrente, quindi non posso agire sul piano del diritto alla concorrenza, non sono un consumatore che possa agire sul piano della pubblicità ingannevole. E quindi, perdonatemi, ma nuovamente io debbo manifestare il mio scetticismo su questa figura, o meglio, sul fatto che questa figura possa effettivamente promuovere un cambio di rotta significativo nello stile della produzione e del commercio che nel nostro sistema di mercato si è ormai andato affermando. Qui io mi fermo, nel senso che le considerazioni giuridiche si fermano qui. Potremmo aprire delle riflessioni di carattere etico, politico, sociale che ci potrebbero portare a discutere per giorni, settimane. Naturalmente, lo avrete capito, io non sono sicuro che il quadro giuridico del nostro sistema, che è, intendiamoci, il quadro giuridico di tutti gli altri ordinamenti dei paesi a economia avanzata, delinei il migliore dei mondi possibile. Credo che certe vicende, certi allarmi suscitati in questi mesi debbano far riflettere e alzare la nostra soglia di attenzione. Penso solo a quanto è già emerso in relazione alla corsa al vaccino, perché è diventato il nuovo filone aureo dell'economia di questi mesi, la corsa al vaccino, perché l'impresa farmaceutica che per prima scopre il vaccino avrà trovato il coniglio dalle uova d'oro, con il rischio poi di una gestione esclusivamente speculativa, di accaparramenti, eccetera. Tutto questo, ovviamente, se così sarà, sorretto dalla disciplina della concorrenza, della tutela della proprietà industriale, dello scopo di lucro delle imprese, dell'assenza di limiti massimi al perseguimento dello scopo di lucro, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono sicuro, ripeto, che questo quadro ordinamentale delinei il migliore dei mondi possibili, ma non sono neanche sicuramente persona adatta per competenze etico-politiche e economiche per approfondire al di là di questo semplice e banalissimo spunto da privato cittadino questa riflessione. Quindi mi fermo qui, queste sono le considerazioni giuridiche su questa tematica. Ecco, vedo ricomparire la dottoressa. Grazie professore. Allora, approfittiamo ancora qualche minuto della sua presenza perché ci sono un paio di domande. Sì. Intanto ci sono dei complimenti per lei e dei ringraziamenti per il suo intervento che è stato chiaro, preciso e molto molto comprensibile. E poi veniamo alle domande. Allora, una domanda dice, visto che non è sempre tutelata questa società benefit, quando allora conviene essere una società benefit? E poi le faccio subito la seconda e poi le lascio lo spazio per rispondere. Può esistere una società sportiva dilettantistica come SRL unipersonale? Sì, allora avevo visto entrambe le domande che sono effettivamente nelle questioni di risposta. Allora, questa seconda sposta completamente il baricentro, mi pare, adesso non so se chi l'ha posta voglia dettagliarla, però mi pare che sposti il baricentro, quindi
mi soffermerei più che altro sulla prima, cioè che senso ha la benefit? Era un po' la domanda a cui avevo cercato di rispondere in quella slide all'inizio, dicendo poco, tanto, non lo so. Allora, può servire nella misura in cui si ritenga, operando in un determinato settore, operando in un determinato contesto, operando con determinati interlocutori, si ritenga utile, perché è una questione utilitaristica, si ritenga utile proporsi istituzionalmente come una società che è e deve essere sensibile a comportamenti socialmente responsabili. Questo è l'unico vantaggio. Se io opero, supponiamo, in un settore, in un contesto, che ne so, di montagna territoriale, in cui c'è una particolare sensibilità alla protezione dell'ambiente, ecco, il fatto di propormi come una società che istituzionalmente, cioè per clausola statutaria, dichiara, ecco allora anche l'opportunità della specificità dell'indicazione del beneficio comune, si dichiara attenta alla tutela dell'ambiente, può giovarmi nelle relazioni d'affari. Oppure nella misura in cui io cerchi di raccogliere investimenti, pensiamo al crowdfunding. Il mondo del crowdfunding intercetta indubbiamente platee molto variegate di possibili investitori. Ecco, se io mi propongo, supponiamo sono una SRL, PMI, mi propongo in un portale di crowdfunding come società particolarmente attenta al tema delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di attrarre quella nicchia, quel gruppo di investitori che navigano in internet, che possono essere più propensi a investire nella mia attività proprio perché io istituzionalmente mi dichiaro sensibile al tema delle energie rinnovabili. Non sono una società qualunque che si mette in vetrina e chiede soldi per la propria attività. No, sono una società che si mette in vetrina e chiede soldi, ma dicendo: guarda che tu li investirai in una società con questa e questa sensibilità. E nella misura in cui si ritenga che questo può favorire l'attrattività per gli investitori, ecco che può essere utile costituirsi come o trasformarsi in società benefit. Oltre questo, al momento direi che non ci sono reali altre motivazioni. Assolutamente. E questa è, se volete, una delle ragioni del mio scetticismo. L'altra è dovuta al fatto che, come vi dicevo, perlomeno allo Stato è un fenomeno che interessa realtà di modeste o relativamente modeste dimensioni, numericamente non marginalissime, ma neppure in quantità chissà quanto elevate, per cui alla fine il peso specifico resta estremamente relativo. Estremamente relativo. Non lo so, mi viene da dire che forse anche il legislatore ci credeva poco, avendole buttate lì nel comma 376 e seguenti della legge, però questo insomma è un pensar male, una considerazione che si può anche lasciare da parte. Professore, c'è un'ulteriore domanda che le porrei. Sì, prego. Secondo lei sarebbe ipotizzabile una modifica normativa che introducesse una pretesa azionabile da parte degli stakeholders, cioè nel caso di mancato perseguimento del beneficio comune, oppure sarebbe invece un'ipotesi normativa difficilmente prospettabile?
Allora, beh, in ogni caso, quando parliamo di futuribile, di politica legislativa, difficile dire quello che potrà accadere. Ho la sensazione che potrebbe essere una soluzione normativa non facilmente prospettabile, perlomeno fin tanto che il perseguimento dell'obiettivo comune rimane generico e non necessariamente da individuare nello statuto quanto a un progetto, perché che tipo di pretesa si potrebbe riconoscere agli stakeholders? Cioè, nel momento in cui io consento che la clausola statutaria si limiti a dire che nella produzione la società si avvarrà di energie rinnovabili, e se la società si avvale per il 98% di energie non rinnovabili e per il 2% di energie rinnovabili, va bene, non va bene? Chi è che stabilisce la percentuale che legittimerebbe, al di sotto della quale si legittimerebbe una pretesa? E poi che tipo di pretesa? Una pretesa risarcitoria in capo agli stakeholders? Bisognerebbe cambiare, bisognerebbe allora dire che queste società benefit devono non solo indicare il beneficio comune, ma devono indicare, individuare e pubblicare un progetto, un piano di business, cioè devo installare tot pannelli solari, per esempio. E allora, se non lo faccio, se sto sotto quel numero, posso immaginare una pretesa, un'azione, ma altrimenti diventa difficile. Il legislatore parla di bilanciamento, ma bilanciamento è un concetto vago. Non la vedo una soluzione facilissima. Dubito anche, non lo so, che sia nella testa di qualche legislatore presente o futuro. Benissimo. Benissimo, grazie professore, il nostro tempo di disposizione è finito. Io nel ringraziarla moltissimo davvero per la sua esposizione ricordo che i materiali, per cui le slide che avete visto saranno a disposizione nel sito dei Venerdì del Terzo Settore, www.venerditerzosettore.org, così come il video di questo webinar che sarà invece a disposizione sul canale YouTube della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo tra qualche giorno, circa una settimana. Ricordo anche il prossimo appuntamento che sarà venerdì 10 luglio, sempre alle 17:30. Il consiglio è quello di iscriversi un paio di giorni prima per permettere poi di creare e di ricevere il link per accedere al webinar. Venerdì, dicevo, 10 luglio ci sarà la relazione della professoressa Adriana Topo, ordinaria di diritto del lavoro, e avrà per titolo Gratuità e onerosità del lavoro negli enti del terzo settore e nell'impresa sociale. Ringrazio moltissimo il professor Chan, ringrazio l'Ateneo e il Dipartimento di Diritto Privato che è autore e ideatore di questa iniziativa dei Venerdì del Terzo Settore, e ringrazio naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che è partner ufficiale in questa iniziativa, nonché tutti gli altri enti partner. Grazie mille a chi è rimasto fino a quest'ora, buona serata e buon weekend. Buonasera. Buonasera, arrivederci professore.